Presidente Massimiliano Schiavone, anche questo incontro in qualche modo fa parte dell'innovazione dell'ITS, cioè creare un ulteriore momento di incontro e di confronto per gli studenti con le aziende del mondo del lavoro che già ha iniziato comunque a conoscere molto bene questa realtà e a pescare a piene mani. Sì, ormai è un format che ripetiamo che quest'anno, è un momento di anche festa per i ragazzi perché daremo la distribuzione di 60 diplomi di Stato ai ragazzi che hanno terminato il corso di formazione, ma è anche un momento per approfondire dei temi legati proprio a quello che in realtà è il nostro core business della formazione, cioè il massimo dell'innovazione in questo momento è un must che è richiesto dal mercato e quindi di conseguenza deve essere gestito dalle aziende e dalle imprese. Questi ragazzi sono qui formati in questo percorso proprio per rispondere a questa esigenza. Il turismo può chiedere sempre maggiori novità anche tecnologiche, però di base rimane fondamentalmente una cosa, la professionalità. Ma io direi due cose fondamentalmente, la professionalità e la relazione, a prescindere dalla tecnologia che viene adottata, la relazione è alla base del nostro lavoro. Oggi credo che ci saranno due degli esempi che verranno trattati, saranno proprio la sintesi è il massimo della innovazione nel massimo della relazione. Queste sono le parole chiave per affrontare a mio avviso quelle che sono le prossime sfide negli anni che stanno arrivando.